Sia lodato e ringraziato in ogni momento, sia amato e adorato in ogni momento, sia lodato e ringraziato in ogni momento. Mio Dio, credo, spero e ti amo, e ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Recitiamo i vespri, i primi vespri nella solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ore ed eterna gloria che irradi sulla Chiesa i doni del tuo Spirito, assisti i tuoi fedeli. Illumina le menti, consola i nostri cuori, rafforza i nostri passi sulla via della pace. E quando verrà il giorno del tuo avvento glorioso, accoglici, o Signore, nel regno dei beati. A te sia lode, o Cristo, speranza nelle al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Re della pace è il suo nome, il suo regno sarà stabile per sempre.
che servi del Signore, in nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Nell'angelo del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra? Solleva gli dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ed è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Re della pace sono, il suo regno sarà stabile per sempre. E tenno il suo regno, i re grandi della terra gli obbediranno. Lodate il Signore popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno è il suo regno, i re grandi della terra gli obbediranno. A Cristo è dato ogni potere in cielo e in terra, popoli e nazioni lo adoreranno in eterno. Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e la tua volontà furono create, e il tuo volere sussistono. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i fili, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e
li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e erano sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A Cristo è dato ogni potere in cielo e in terra. Popoli e nazioni lo adoreranno in eterno. Dio risuscitò Cristo dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente, ma anche in quello futuro. Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. A te gloria e potere, a te il regno, Signore. A te gloria e potenza, a te il regno, Signore. A te il dominio su tutto l'universo. A te il regno, Signore. Gloria al Padre e al Figlio e al Spirito Santo. A te gloria e potenza, a te il regno, Signore. Dio ha dato il trono di Davide, regnerà sul suo popolo per sempre. Anima mia, magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza nel suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni affamati, ha rimandato i ricchi a mali vuote, ha soccorso Israele ricordandosi della sua
misericordia. Come avevamo i nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha dato a Cristo il trono di Davide e regnerà sul suo popolo per sempre. Acclamiamo Cristo, Re dell'universo, che prima di te, cui tutto sussiste con fede. Signore, venga il tuo regno. Cristo, nostro Re e Pastore, raduna il tuo gregge da ogni parte della terra. Guidalo ai pascoli della vita. Nostro capo e salvatore, santifica il tuo popolo. Rafforza i deboli, raccoglie riccioli all'unità della Cristo, giudice del mondo, prendici accanto a te nella gloria, quando consegnerai il tuo regno nelle mani del Padre. Donaci l'eredità eterna, preparata per noi, fin dalla orazione. Rinfrange le trame della guerra, perché tutti gli uomini conoscano un'era come suo capo e Signore. Cristo, primizia di coloro che si risvegliano dal sonno della morte. Raccogli i nostri fratelli nella gloria del tuo regno. Eterno per qui et in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a male. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benediciamo il Signore.
Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunzio dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, essere i figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O Sanduca Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci dopo questo Figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Secondo le intenzioni di Sommo Pontefice, per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Degnati, Signore, di infondere la tua grazia nelle anime nostre affinché, come per l'annunzio dell'angelo, abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, così per la sua passione e croce giungiamo alla gloria della resurrezione per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina e custodisci, reggi e governa me, che ti fai affidato della pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splendida essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Immacolata Madonna della Salute, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Tribuque quum ita nos corporis et sanguinis tui sacra miseria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Et vinificere Deum, et beatum faciat Deum in terra, et non trahat Deum in animas inimicorum eius. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù Cristo, Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio, nei suoi angeli e nei suoi santi.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo questa Santa Messa nella vigilia della solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto nei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo, tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu passerai il mio popolo Israele, tu sarai il capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore
ed essi unsero Davide, re di Israele. Parola di Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. E là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia alla casa del Signore. Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Colossesi. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro Padre Davide. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto.
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Siamo ormai giunti al penultimo giorno della novena della Madonna della Salute e continuiamo la nostra meditazione mariana, iniziando da questa affermazione che la Madonna è il capolavoro della creazione, è come il fiore della creazione, la creatura più bella e perfetta che sia uscita dalle mani di Dio. Salutata dall'Arcangelo Gabriele, piena di grazia, la Vergine Maria si pone davanti ai nostri occhi come la pienezza delle perfezioni che sono racchiuse nelle varie creature. Il pensiero che questa creatura tutta luce, tutta splendore è la nostra madre deve colmarci di gioia e di ammirazione. Dio ha voluto rendere Maria incomparabilmente buona e bella affinché i nostri occhi e i nostri cuori non potessero mai staccarsi da lei. La Vergine Immacolata, con la sua bellezza sublime, immacolatizza le anime, le innalza a Dio. Ella è come la calamita dei cuori, come è stata definita anche da alcuni santi, è come un'ancora di salvezza per tanti poveri peccatori. Quanti cuori ha attirato a Gesù Cristo la contemplazione di questa creatura tutta luce e tutta grazia. Quanti poveri schiavi del vizio hanno rinunciato al peccato per mettersi sotto il suo manto materno. E la Madonna non è una avara custode di tutte queste perfezioni, ma le diffonde con generosità su tutti i suoi figli, su ciascuno di noi. E prima di tutto la Madonna ha trasmesso a Gesù tutto ciò che a sua volta ha ricevuto dal Padre Celeste. San Bernardo da Chiaravalle scriveva che Dio ha comunicato per prima cosa a sua madre le qualità e le inclinazioni che voleva ereditare da lei, facendosi uomo. Ha voluto che fosse vergine per nascere immacolato da colei che era senza macchia. Ha voluto che fosse umile per nascere da lei umile e mite di cuore. Ma la Madonna è pure il nostro tesoro, in lei troveremo ogni nostra ricchezza. E Dio ha messo nella Madre nostra tutte le virtù di cui voleva vederci rivestiti. Se faremo della Vergine Immacolata il nostro tesoro, anche noi saremo arricchiti di ogni grazia e raggiungeremo la più perfetta somiglianza con lei. La Madonna ha ricevuto moltissimo, ma si sa, non si riceve se non per dare. E questa è la legge dell'amore che spinge a donare a tutti i benefici ricevuti dalla bontà divina. E quanto più numerosi sono i benefici ricevuti da Dio, tanto più grande deve essere la nostra generosità nell'andare incontro al prossimo.
E se questo vale per noi, che purtroppo tante volte ci facciamo vincere dall'egoismo, a maggior ragione vale per la Madonna, costituita da Dio mediatrice di tutte le grazie. E queste grazie la Madonna non è che le tiene per sé gelosamente, ma le vuole diffondere ai suoi figli, donare a tutti noi. Ecco allora che dobbiamo veramente pregare bene, pregare molto, per ricevere quelle grazie che lei vuole donarci. Apparendo a Santa Caterina Labouré, quella famosa visione con i raggi che si sprigionavano dalle sue mani, Santa Caterina notava come alcuni raggi non erano luminosi, ma erano come opachi, come spenti. Che significavano avevano quei raggi opachi? Erano tutte quelle grazie che la Madonna avrebbe voluto donare all'umanità, ma non poteva farlo. E non poteva farlo perché l'uomo non chiedeva queste grazie, non pregava a sufficienza. Del resto Gesù l'ha detto chiaramente nel Vangelo: chiedete e otterrete. Quindi per ottenere dobbiamo chiedere, dobbiamo pregare. Ecco dunque che la Madonna vuole donarci tante grazie, ma noi le dobbiamo domandare. E così ecco che diventeremo anche noi seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio,
con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. E ora rivolgiamo la supplica alla Madonna. Uniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre Onnipotente, che ci ha dato in Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. Rendiamogli grazie perché l'ha voluta amata e venerata sotto il titolo di Madonna della Salute, e sapendo che ascolta sempre le preghiere della madre del suo Figlio, supplichiamo con fiducia dicendo: guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. O Dio immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana, per sua intercessione guidaci sulla via della santità. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella, per sua intercessione rendici discepoli e servitori del Figlio tuo. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu hai costituito Maria madre di misericordia. Fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione la salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori. Dona a tutti pace e salvezza. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo Figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione, per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che hai incoronato Maria, Regina del Cielo, fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che ci hai salvato dalla peste di un tempo, preservaci oggi dalla peste morale che colpisce le nostre contrade, la nostra città, i giovani. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che hai tanto amato gli uomini da voler mandare tuo Figlio ad abitare in mezzo a loro, guarda con occhio paterno alla nostra Trieste, che crede e spera in te. Ascolta le sue preghiere che ti rivolge attraverso Maria, Madre della Salvezza. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Fa che la tua Chiesa sia un cuore solo e un'anima sola. Dona a tutti di perseverare unanime nella preghiera con Maria, Madre di Gesù. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. O Maria, salute degli infermi, prega per noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi servi una continua sanità di anima e di corpo, per la gloriosa intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, liberaci dalle tristezze della vita presente e facci conseguire la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Regina della grazia, il tuo Figlio è mio Signore, Re del cielo e della terra.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente, il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo, il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, portò a compimento i misteri dell'umana redenzione, assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel regno dei cieli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Recito ora, come ad ogni Cristo Re, la preghiera, la consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù. O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda noi umilmente prostrati dinanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere, e per poter vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo cuore. Molti purtroppo non ti conobbero mai, molti disprezzando i tuoi comandamenti ti ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri, e tutti quanti attira il tuo cuore sacratissimo. O Signore, sii il Re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono. Fa che questi quanto prima ritornino alla casa paterna per non morire di miseria e di fame. Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità e all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo vile sotto un solo pastore. Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa. Largisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce. Sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salvezza. A lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen. O Beatissima e Dolcissima Vergine Maria della Salute, prega per noi peccatori che con tutta umiltà e fiducia ricorriamo a te. Con la potente tua intercessione presso Gesù nostro Signore, liberaci da ogni peccato, difendici nelle tentazioni, consigliaci nei dubbi, consolaci nelle afflizioni, assistici nell'infermità e preservaci dalle malattie contagiose, dalla fame, dalla guerra e da ogni flagello. Amen. Madonna della Salute, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Padre Santo, il Creator, d'ogni vecchia misericò, sei tutta bella